Buongiorno donne, buongiorno uomini, sono Nerio Bruseghin da Montebello, 48 anni, operaio di quarto livello e concerie con la grazia più bene rocchette, con moglie e 2 tosi a carico. Volevo anch'io fare il mio video messaggio. Io non ho 3 televisioni come Cavaliere, ce n'ho solo una vecchiotta anche in sala e ho un'autoradio in macchina che legge solo i mangianastri. E c'ho un'autoradio in macchina che legge solo i mangianastri. E c'ho un'autoradio in macchina che legge solo il mangiacassette. No. E c'ho un'autoradio in macchina che c'ha solo il mangiacassette. Ma non importa. Comunque, ieri ho visto il suo videomessaggio, signor Cavaliere, che lei a me è dispiaciuto molto a vederla, a me è dispiaciuto molto a sentire che lei è innocente e che si sente perseguitato da tutti, anche perché l'ho vista parecchio sul piattino, non la riconoscevo neanche, sembra di ceramica, c'ha gli occhietti così piccolini che sembra la Kira, la cagnetta cieca della Imelda, che c'ha la catarata e non ti riconosce neanche, ti abbaia per un cazzo. Ma non importa, c'ha i capelli pitturati che mi sembra il Tano Buzzador di Arsignano. Ma non importa, vedi Cavaliere, la gente sarebbe anche disposta a fare sacrifici per venire fuori dalla merda che siamo in Italia. Però la gente vuole sentirsi dire altre cose, vuole vedere altri segni tangibili, ad esempio, che voi vi cavate qualcosa? La gente è stufa di vedere che prendete 90.000 euro di pensione al mese, che è a vacca. Quando che vi sei vecchiotti che muore di fame con 465 euro al mese. Ma non importa, riditometro. Ci domandate il scontrino del 2009 e siamo andati al barbiere e se non abbiamo tenuto il scontrino ci fate il culo come una verra. Ma non importa, quindi sentirle dire che lei vuole stare al nostro fianco invece di andare al parco giochi con i nipotini, invece di dare becchine alle anare, ci fa molto piacere. Però a gente mi farebbe piacere se lei e quelli che ci governano, di destra, di sinistra o di centro, invece di insistere a stare al nostro fianco, quando che è ora, andate fuori ai coglioni, dice Cavaliere, a casa, ma non importa, ma hai rotto i coglioni, che abbacca, Sandra, un saluto da Nerio Bruseghin, da Montebello, operaio, ma non importa.